A tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 5 ottobre, prima corsa riservata a puledri di 2 anni, ritirato il numero 1 Iris Cup, restano 6, 1 Miss Napolitan, 2 Island degli Ulivi, 3 Immensia, 4 Ice Fior, 6 Indoor Pan, in seconda linea 7 India Papà Bravo. Favori sono netti per Immensia, numero 4 Antonio Di Nardo in sediolo. Partenza proprio Immensia, cerca di arginare l'offensiva di Indoor Pan, mentre si accoda subito Ice Fior. Indoor Pan Numero insiste, 3 Island degli Ulivi va su squalificato. Immensia, mentre c'è l'errore più indietro di Island degli Ulivi. Indoor Pan, una volta respinto, si accoda in seconda posizione, così Immensia può condurre. Nei confronti dello stesso si rifà sotto anche Ice Fior, gli altri leggermente più discosti. Completamento dei 400 metri iniziali in 31,1, Immensia guida su Indoor Pan, Ice Fior che si riavvicina, poi Miss Napolitan che precede India Papa Bravo. Completamento ora dei 600 in tutta tranquillità, 48,5, c'è stato un 17,4 in curva per Immensia che dopo lo strappo iniziale ha subito provveduto a rallentare l'andatura, ne approfitta Ice Fior per uscire all'esterno, seguito da India Papa Bravo, gli 800 in 1,4,5. In vantaggio Immensia, in seconda posizione rimane Indoor Pan, all'esterno si impegna Ice Fior, se ne va un chilometro percorso intorno all'1,20,1, all'esterno anche India Papa Bar che precede Miss Napolitan, 500 alla conclusione, ora la corsa si accende con Ice Fior che cerca di impegnare Immensia, che ha allungato comunque la frazione ora in 15,1, lungo la corda segue Indoor Pan, all'esterno sempre India Papa Bravo, chiude Miss Napolitan, metà della curva finale superata con Immensia in vantaggio, mentre tenta in terza ruota India Papa Bravo, lungo la corda c'è sempre Indoor Pan, retta d'arrivo, Immensia in vantaggio, prova a spostare Indoor Pan, Immensia nel finale, controlla ma c'è ancora il ritorno di Ice Fior che sul palo è seconda, dietro a Immensia, mentre per il terzo da vedere fra Indoor Pan e India Papa Bravo, 1,17,7 il ragguaglio finale con 29,9 a chiudere. E Immensia conferma la vittoria del debutto a Trieste, corre bene ancora Ice Fior che torna sotto nel finale, sembrava in difficoltà sul finire della piegata, invece ritorna ancora aggressivo nel finale Ice Fior per conquistare un ottimo secondo posto, mentre per il terzo andiamo a rivedere probabilmente il numero 7, anzi sicuramente India Papa Bar che piega Indoor Pan. La vittoria invece per Immensia, Antonio Di Nardo in sediolo, Edwin Lagas al training per conto della scuderia Biasuzzi.